Siamo stati a Vigo d'Arzare in provincia di Padova con l'assessore regionale alla protezione civile e all'ambiente Giampaolo Bottaccin per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di sistemazione idraulica del fiume Brenta. Andiamo a vedere. Si tratta dell'argine sinistro del Brenta, siamo in comune di Vigo d'Arzare e siamo in prossimità di una curva, all'esterno di una curva, di un'ansa del fiume Brenta, e ovviamente l'acqua erode l'argine e quindi era necessario consolidare l'argine. Ecco che si è intervenuti proprio in prossimità, appunto in corrispondenza di questa ansa, per consolidare l'argine tramite materiale in pietra che appunto contrasta l'erosione e garantisce la solidità dell'argine. Ovviamente poi è stata sistemata anche la ciclabile che c'è sopra l'argine per restituirla alla collettività, visto e considerato che peraltro è anche una ciclabile molto frequentata. Un piano importante questo messo in campo dalla Regione alla luce anche dei cambiamenti climatici che mettono sovente in difficoltà la rete idrica. Assolutamente sì, i cambiamenti climatici ci sono, abbiamo rilevato una crescita della temperatura media in Veneto negli ultimi 30 anni di circa 1,5 gradi. Quindi il trend è in crescita e questo provoca degli effetti e quindi dobbiamo agire su due fronti, quello dell'adattamento ai cambiamenti climatici e quello della mitigazione. In questo caso stiamo parlando di adattamento e quindi di far fronte a questi eventi che si verificano sempre più frequentemente. Abbiamo messo a punto un piano da 3 miliardi 200 milioni di euro come regione che stiamo realizzando per step. Questo è uno delle centinaia e centinaia di interventi che sono previsti in quel piano. Si cerca di partire dalla situazione che presenta il maggior rischio per andare a intervenire poi in quelle che presentano minor rischio. Si parla di interventi come questo, di media entità, ma poi ci sono interventi anche molto più vasti, penso per esempio ai bacini di laminazione, alcuni già realizzati, alcuni in progettazione, alcuni in corso di realizzazione, che servono a mettere in sicurezza il Veneto, ma poi anche interventi sulla rete idraulica minore che sono necessari per evitare che i fenomeni meteo molto violenti concentrati nel tempo possano mettere in crisi appunto la rete minore e di conseguenza creare esondazioni localizzate ma altrettanto impattanti. Buona parte del Veneto si trova sotto il livello del mare, esiste anche la problematica in montagna, però la Regione ha un piano organico che da qui al futuro prevede la messa in sicurezza di tutto il territorio. Sì, questo piano cuba 3 miliardi 200 milioni, ripeto, si parte dall'intervento più grosso in programma che è l'idrovia Padova-Mestre che vale 560 milioni di euro, agli interventi appunto più piccoli di manutenzione dei corsi d'acqua secondari. Siamo partiti, stiamo finanziando queste opere, abbiamo messo in campo negli ultimi 3 anni quasi 2000 cantieri avviati, spesso in zone che non si vedono come questa, però è giusto che i cittadini sappiano che le opere vengono fatte e abbiamo avuto la conferma del fatto che le opere funzionano grazie a delle esperienze. Penso per esempio all'evento che ha colpito il Veneto tra il 5 e 6 dicembre 2020, abbiamo registrato precipitazioni piovose maggiori rispetto a quelle del 1966 quando in Veneto ci furono 100 morti e precipitazioni piovose maggiori anche del 2010 quando in Veneto ci fu mezzo Veneto allagato con 32 rotture arginali. Ecco, questo nella notte fra il 5 e 6 dicembre del 2020 non è capitato e quindi vuol dire che questi interventi che abbiamo già realizzato stanno dimostrando la loro efficacia. Abbiamo avuto dei danni, però danni assolutamente inferiori rispetto al 2010 e al 66 e ovviamente questo significa che siamo sulla strada giusta, che abbiamo investito tanto, i lavori stanno dimostrando l'efficacia, ma che c'è ancora del lavoro da fare e quindi continuiamo su questa strada. Lei è responsabile della protezione civile anche, quindi del primo soccorso, però è sempre meglio prevenire.
Assolutamente sì, e sottolineo un aspetto: la gente conosce la protezione civile perché è abituata a vederla all'opera durante la fase di emergenza, ma la protezione civile in realtà si occupa di 4 aspetti: si occupa della gestione dell'emergenza e del post emergenza, quindi della ricostruzione, ma si occupa anche e soprattutto di previsione e prevenzione. Vorrei ricordare che su questo fronte ho citato l'esempio del 5-6 dicembre, dove le opere di prevenzione hanno dimostrato la loro efficacia, ma vorrei ricordare anche che con l'evento Vaia anche la previsione meteo ha consentito di salvare vite umane, perché quando abbiamo dato l'allertamento meteo in molti ci dicevano siete i soliti esagerati. In realtà voi potete immaginare cosa sarebbe successo se in quell'orario le aziende fossero state aperte, gli uffici pubblici fossero stati aperti, la gente per strada che rientrava dal lavoro, sarebbe stato un disastro. Invece abbiamo tenuto duro, abbiamo dato l'allertamento, abbiamo detto al prefetto di Belluno di chiudere tutto, e questo è stato assolutamente positivo in termini di danni per quanto riguarda l'incolumità pubblica e le vite umane, che sono la cosa principale che noi dobbiamo preservare. La regione c'è. Quando è successa questa frana qui a Vigo d'Arzere, io ero assessore all'ambiente, ho chiamato subito i tecnici del Genio Civile di Padova, i quali sono catapultati qui. Abbiamo fatto insieme un giro dell'argine, abbiamo visto le criticità e da lì in poi è partito il progetto e il finanziamento successivo, e questi sono i lavori finali. A volte sono lavori che magari non si vedono, però sono comunque tangibili, perché della sicurezza idraulica poi ne beneficia tutta la popolazione anche a valle del fiume. Certo, questo sicuramente sì, non si vedono i lavori, però poi i risultati, il fatto che non ci siano alluvioni o comunque la messa in sicurezza del territorio esiste, c'è. Diciamo che questa è una zona molto frequentata da chi passa in bicicletta, perché fa parte dell'anello fluviale, questo argine, e devo dire che c'è stato molto interesse durante i lavori, adesso sono finiti e vedranno come sono completati. Una testimonianza ulteriore che la Regione è vicina alle esigenze dei cittadini. Sì, sicuramente sì, noi siamo qui sul posto, io sono qui di Vigo d'Arzere e mi interessa sicuramente quello che succede qui, e con la Regione ci siamo.